Inaugurazione in grande stile del nuovo centro vaccinale a Selvazzano Dentro, anche se le vaccinazioni sono iniziate ad onor del vero ancora mercoledì 24 marzo. Il centro prescelto è quello civico intitolato a Fabio Presca, che a tutti gli effetti è stato trasformato in ambulatorio vaccinale. È una giornata importante, una giornata piena di sole dove con gli 11 sindaci del distretto 2 abbiamo accolto il nostro prefetto di Padova, Sua Eccellenza Dottor Franceschelli, che è venuto a visitare il nostro centro civico trasformato per l'occasione in centro vaccinale. È stato un bel traguardo raggiunto col lavoro di rete, con la richiesta e con la collaborazione con l'ULSS, con la direzione generale e col nostro distretto 2. 3 linee vaccinali al ritmo di 200 persone al giorno, aperti 3 giorni alla settimana. La convocazione arriva a casa con l'appuntamento. Anche ieri l'ultima sessione per rimodulare il piano di vaccinazione, piano vaccinale in continuazione sulla base delle modifiche che arrivano dal Ministero sulle forniture di vaccini, sulla tipologia, le quali ogni tipologia di vaccino prevede dei protocolli per la somministrazione per le caratteristiche degli stessi strutturali. Massima attenzione su ogni aspetto, quindi a Selvazzano, visitata anche dal prefetto. Una cosa utile, insomma efficiente, e quindi complimenti a chi l'ha fatta, a chi l'ha pensato e soprattutto a chi ci lavora, perché poi insomma aumentare, siamo tutti pronti a dire bisogna vaccinare, però poi dietro ognuna di queste inizioni c'è un'organizzazione, delle persone, dei turni, delle responsabilità, quindi onore anche a chi si presta e lo fa con professionalità.